tiriamo un po' le somme con Zecchinelli, anche perché mentre noi giustamente peraltro ci stiamo preoccupando di quale sarà la prossima amministrazione del Veneto, vediamo che ci sono questi dazi che incombono. Questo è un articolo per esempio del Corriere della Sera che dice che l'Italia è quella che rischia più di tutti in Europa e c'è un allarme dell'Istat. Noi sostanzialmente abbiamo il 48% del nostro export va fuori dall'Unione Europea e gli Stati Uniti pesano il 10% delle vendite. La nostra è una regione, peraltro lo sappiamo, a spiccata vocazione di export. Come la vede? Dottor Fois, siamo in una fase di clamorosa incertezza, come probabilmente insomma, negli ultimi decenni non si è vista mai. Questa prospettiva dei dazi è una prospettiva significativamente preoccupante, perché giustamente lo ricordava in quell'articolo del Corriere della Sera, insomma, l'export italiano negli Stati Uniti vale 70 miliardi ed gli Stati Uniti sono il secondo paese di sbocco per le merci italiane dopo la Germania. Tra l'altro è uno dei pochi paesi in cui abbiamo un saldo commerciale clamorosamente favorevole, perché ad oggi il saldo commerciale si aggira quasi sui 40 miliardi. Teniamo conto che 15 anni fa... sempre a livello nazionale. Sì, a livello nazionale, sto parlando di Italia. Poi tutta l'Europa ha un saldo commerciale attivo rispetto agli Stati Uniti, difatti è una delle lamentele di Trump, insomma, che ci definisce tra truffatori o cinesini a seconda delle posizioni che prende. Però questo saldo commerciale attivo di 40 miliardi, in 15 anni eravamo partiti da 17 miliardi, quindi quel mercato lì non solo è un mercato di sbocco estremamente importante, ma è un mercato di sbocco che costantemente cresce. Quindi questi dazi, che sono dazi così come prospettati totalmente indifferenziati, perché insomma generalmente la politica che si fa sui dazi è una politica come quella che si fa in Europa, per esempio contro le auto cinesi, no? Perché siccome si ipotizza che ci siano delle manovre di dumping del governo cinese che favorisce i suoi costruttori automobilistici, e allora li si colpisce, tra l'altro in modo differenziato a seconda del costruttore addirittura, quindi dei vantaggi indebiti che riceve il costruttore. Questo è come si fa un dazio. Mentre quelli che fa Trump sono roba completamente differente, che tra l'altro hanno pochi precedenti storici. E proprio per questo insomma, c'è il tema se siano veramente realizzabili. Quindi potrebbero essere degli annunci propagandistici in alcuni momenti. Insomma, diciamo che io così, adesso non è che sono un economista con tanti master, sono però insomma un imprenditore, quindi insomma certe logiche di finisce che ci facciamo male tutti alla fine. No, ma la produzione, la manifattura internazionale è interconnessa. No, quindi diciamo noi abbiamo uno scenario globale in cui oggi la Cina per esempio è una potenza manifatturiera, viene definita la fabbrica del mondo, ma non è diventata la fabbrica del mondo così perché non avevamo niente da fare dalla sera alla mattina. È successo che c'è stata tutta una specializzazione di ciascun singolo paese, di ciascuna area economica. E quindi la Cina, per delle caratteristiche che allora erano insomma, una forza lavoro particolarmente favorevole, un sistema di infrastrutture e porti particolarmente performanti, è diventata la fabbrica del mondo. Ma noi si è fatto qualcos'altro. In particolare, per esempio, se guardiamo gli Stati Uniti sono diventati il principale paese nel mondo fornitore di servizi. Infatti gli Stati Uniti hanno sì un deficit commerciale rispetto all'Europa, ma hanno un saldo favorevole nel campo dei servizi di oltre 100 miliardi. Quindi gli Stati Uniti ci vendono 100 miliardi in più di servizi rispetto a quelli che vendiamo noi. Ma noi in Veneto dov'è che andremo un po' più in difficoltà? Allora, qual è il punto? Ed è il male del Veneto che poi alla fine è il male degli Stati Uniti, no? Allora, se tu vuoi, e quindi l'idea di Trump è quella di dire volete vendere negli Stati Uniti, portate le vostre produzioni qui da noi. Sì. Allora, intanto per le PMI venete questo è impossibile.
va bene? Perché il sistema industriale veneto è fatto di piccole aziende, peraltro insomma il sistema italiano è fatto di piccole aziende, dobbiamo pensare che solo lo 0,4% delle imprese italiane ha più di 250 dipendenti, il che vuol dire 4.000 aziende, quindi parliamo di numeri, si figuri che sono quasi 50, sono più di 50.000 in Germania. Quindi insomma il sistema italiano è un sistema di piccole imprese, in più di piccole imprese che sono produttivamente interconnesse, quindi noi dovremo trasferire intere zone industriali, quindi non dovremo prendere la singola azienda di Ponte di Piave, ma dovremo portare tutta la zona industriale di Ponte di Piave, quindi è teoricamente totalmente impossibile per il nostro sistema di PMI. Però faccio un altro passaggio. Qual è l'elemento per cui, diciamo, io così da osservatore trovo impossibile applicare questi dazi che rendono le merci importate sostanzialmente non competitive? Perché se vuoi fare manifattura, e noi insomma come Confederazione di Manifattura ne sappiamo qualcosa, ti servono persone, occorre manodopera. Allora noi imprenditori, con una disoccupazione in Italia al 6,5%, non troviamo personale. Negli Stati Uniti la disoccupazione è addirittura al 4%. Com'è possibile fare manifattura? Tra l'altro in una prospettiva in cui, come quella che dice Trump, prendiamo gli stranieri, gli immigrati, li mettiamo sugli aerei e li rimandiamo indietro. E in fabbrica chi fai lavorare? I softwareisti di Google? Quindi insomma, quello che insomma, ritengo è che Trump abbia non ha una cifra, la cifra tradizionale della politica e della diplomazia internazionale. Si è visto con Zelensky, insomma, no? Si è visto con Zelensky, insomma, diciamo, la diplomazia porterebbe a far fare a tutti una bella figura, anche se magari qualcuno perde e qualcun altro vince. Invece Trump applica una logica che è quella di noi imprenditori, che è la forza contrattuale di ciascuno. Infatti il sistema italiano di piccole imprese ha un problema a relazionarsi con le maxi imprese committenti tedesche, proprio perché sono enormemente più forti, perché tra imprese non c'è fair play. Io fatturo 1 miliardo, tu fatturi 1 milione e quindi devi fare quello che ti dico io. E probabilmente Trump utilizza lo stesso canone. Zacchinelli, io le chiedo quanto è importante, e lo sappiamo, avere un presidio di giustizia. Non dobbiamo pensare semplicemente alla giustizia penale, qua parliamo proprio di giustizia civile, per esempio. Un territorio come quello bassanese, che sappiamo essere, come tutta la provincia di Vicenza, comunque un territorio ad altissima densità di imprese, e spesso, se non arrivano subito le risposte, insomma, capita anche che qualche investitore fugga. In realtà gli investitori fuggono, in realtà è un dato oggettivo, perché c'è una fotografia della Banca Mondiale che ci colloca al 115° posto per il rispetto dei rapporti contrattuali tra imprese. Insomma, diciamo che quindi in Italia far valere un contratto è una cosa estremamente complessa ed è una questione che impatta fortemente sulla competitività delle imprese italiane. Basti pensare a quello che è, insomma, la piaga tipicamente italiana delle insolvenze, rispetto alle quali non sembra mai possibile trovare una soluzione o della dilazione dei tempi di pagamento. In questo senso la giustizia di prossimità può essere una risposta. Noi peraltro come Confap, insomma, abbiamo a suo tempo espresso parere favorevole rispetto al cosiddetto Tribunale della Pedemontana, proprio perché, insomma, l'idea è quella che diciamo una giustizia anche fisicamente più prossima alle aziende e alle attività produttive possa consentire maggior velocità, perché teniamo presente che oggi i tempi di una causa civile si misurano in decenni praticamente, e questo naturalmente scoraggia qualsiasi forma di investimento. Ovvio che naturalmente, questo lo dobbiamo registrare forzatamente, anche l'osservazione che tutto l'apparato burocratico pubblico abbia delle inefficienze
che sono legate appunto al fatto che vi sono delle procedure burocratiche che invece di semplificarsi continuano a complicarsi, e dall'altro lato che effettivamente manca personale anche nella pubblica amministrazione. In particolare questa è una delle problematiche principali della giustizia italiana, dove vi sono dei tempi di cancelleria che sono oramai totalmente anacronistici. Basti pensare il tempo di deposito delle sentenze, sono veramente una cosa che veramente lascia allibito. Chiaramente è ovvio che l'idea di per sé di avere anche fisicamente la struttura giudiziaria vicina al sistema delle imprese sulla carta è senz'altro una soluzione, dopodiché chiaramente come sempre le buone intenzioni impattano invece con la realtà. Però Zecchini bisogna farselo, diciamo metaforicamente, il segno della croce in alcuni casi, o no, facendo impresa qui da noi? Purtroppo sì, l'analisi che faceva Brigo era estremamente corretta. Diciamo che purtroppo io poi registro che le cose paradossalmente invece migliorare peggiorano, perché per esempio se penso ad alcuni dispositivi, adesso mi viene in mente la nuova disciplina della crisi di impresa, no? Che nello spirito, no? Dover semplificare le cose, in realtà ti trovi che se sei creditore di un'azienda che aderisce a questi sistemi, ti è inibita anche la possibilità di fare azioni esecutive, quindi già l'azione esecutiva dura un decennio, in più adesso no, chiaramente ci sono queste nuove discipline che la inibiscono per un periodo che può essere anche lungo, e tra l'altro poi insomma l'ho imparato, insomma, quando ho fatto giurisprudenza non esisteva, adesso mi sto documentando, insomma, e vedo che praticamente un tempo un'azienda in difficoltà non poteva pagare i suoi fornitori in modo preferenziale. Invece adesso praticamente si va definendo la figura del fornitore strategico, e uno in una situazione di crisi non può dire vabbè, questi non li pago e pago questi qui con i soldi che rimangono, dilazionando il tempo della crisi. Ovviamente poi tra l'altro c'è tutta una disciplina sulla responsabilità degli amministratori, che quindi anche questa doveva garantire l'impresa. In realtà non fa altro che far entrare in crisi delle imprese molto prima e magari addirittura provocarla. Quindi anche la cosa che mi lascia sempre perplesso, no, dottor Fois, è il fatto che paradossalmente si parta dall'idea, no, di una disciplina fallimentare che era vecchia, superata, che aveva 50 anni. E per farla nuova la fanno peggio, no? E quindi chiaramente come imprenditore poi ti trovi che tutto questo però ha un costo economico importante, perché il ragionamento che si faceva sulle distanze, no? L'imprenditore poi l'uscita dell'avvocato a depositare l'atto la paga, ok? Quindi questo è un elemento alla fine. Quindi tutto questo in che cosa si traduce? Si traduce in costi e si traduce in clamorosa mancata competitività del nostro sistema. Quindi la mancata competitività è legata a tantissimi fatti, e questo è uno degli elementi. Tanto è vero che c'era la battuta, perché una volta chi si sentiva di aver subito un torto diceva ti faccio causa, adesso invece quell'altro che dice fammi causa. No, allora, su questo posso dire, insomma, che lavorando, insomma, perché ormai c'ho una certa anch'io, no? Ho imparato come imprenditore che tu devi andare in tribunale solo se hai torto. Perché se hai ragione potresti perdere. Se hai torto ti conviene assolutamente buttare. Perché tanto ci si perde ma è sicuramente, nel senso che se tu hai ragione ti conviene non frequentare un tribunale. Perché hai la possibilità. Vediamo una buona uscita di un tot di soldi. Io ho detto madonna, non dico mica no, lo mettiamo per iscritto, non più pagare. Ovviamente è chiaro, insomma, ma questo voglio dire, non è che l'ho scoperto io, insomma, diciamo che tutto il cosiddetto ceto imprenditoriale è un dato certo, insomma, al tribunale bisogna stare il più lontano possibile, ma soprattutto se hai ragione, perché se hai ragione
le tue, puoi tranquillamente essere soccombente. Ti conviene tentare se hai torto, perché magari riesci ad ottenere la sentenza favorevole. Allora, Porto Marghera è diventato un cimitero degli elefanti e magari la volta buona che riusciamo a riqualificarla e gli impianti fotovoltaici li mettiamo lì invece che metterli sui terreni agricoli. Zecchinelli, su questo dell'energia è un altro tasto dolente nostro. Poi devo farle anche una domanda sulla Cina. Sì, questa sera sono un portatore di problemi, perché diciamo, l'energia elettrica, altro problema della competitività italiana, perché insomma, le imprese italiane pagano un imprenditore italiano paga il 40% in più la corrente rispetto a quanto non la paghi un collega francese. Certe volte verrebbe da dire come facciamo a essere ancora competitivi, visto che partiamo con questo me lo handicap da domando tutte le anch'io parti. ogni giorno, me lo chiedo anch'io ogni giorno, ma insomma poi alla fine se l'imprenditore italiano insomma, trova sempre delle percose, e difatti adesso alla luce di tutte queste crisi globali appunto si punta ancora sulla capacità dell'impresa veneta, del nord-est in generale, di rigenerarsi e di trovare soluzioni nuove. Vediamo finché dura. Insomma, io chiaramente diciamo, sono sempre ottimista, perché altrimenti non farei l'imprenditore. Però mi scusi se la interrompo, perché mi avevano detto un'azienda che aveva fatto un partenariato con un'impresa tedesca, che erano organizzatissimi ed erano efficientissimi, però quando si è manifestato a un certo punto un problema, cioè i tedeschi sono andati completamente nel pallone, perché non sono abituati a gestire un'emergenza che non era prevista. Noi invece che viviamo in una emergenza perenne, non hanno perso la calma, dice noi siamo riusciti a risolverla, mentre i tedeschi erano disorientati. Ma infatti la cosa infatti rispetto al sistema economico tedesco, quello italiano è sempre stato un paese terzista rispetto ai prodotti finiti tedeschi. Basta pensare all'automotive, insomma quello che è il mondo dello stampaggio plastico del Veneto rispetto appunto alle case automobilistiche tedesche, che poi quindi noi non abbiamo mai lavorato con Stellantis dalle nostre parti, si è sempre lavorato con BMW, con Volkswagen, e nonostante costi energetici incredibili, nonostante un costo del lavoro, non il salario, un costo del lavoro tra i più alti d'Europa, nonostante un'imposizione fiscale certamente tra le più alte d'Europa, siamo sempre riusciti ad essere più competitivi dei cinesi. Quindi questo è successo. Però sul tema dell'energia elettrica, insomma sul tema dei cosiddetti costi energetici, la questione è una questione fondamentale, perché insomma, ripeto, qui non c'è competizione, cioè il costo energetico italiano non ha pari in Europa, ma probabilmente non ha pari nel mondo. E quindi questa cosa qua ingenera una serie di problematiche enormi, però siamo di fronte anche ad alcune evidenze. Per esempio, pur avendo l'Italia questi costi energetici, in Italia oramai quasi il 50% della produzione elettrica nazionale è da fonte rinnovabile, sia esso fotovoltaico, sia esso idroelettrico, sia esso eolico. Ok? In particolare le comunità energetiche, il sindaco non può dirlo, no? Ma nel loro lancio erano state un clamoroso successo, dopodiché sono state scientemente smontate, deliberatamente smontate con appunto poi il limite di 5.000 abitanti, ma soprattutto il fatto che non si potessero fare solo con utenti industriali, ma si dovesse anche inserire l'utenza domestica. Quindi le imprese non potevano più aggregarsi tra loro, ma dovevano inserire anche utilizzatori domestici. E chi è che ha in mano l'utilizzatore domestico? L'Enel, naturalmente, e quindi di conseguenza che comunità energetica di risparmio lo fai con quello che ti vende l'energia al costo più caro. Tra l'altro su questo, e questo è un tema importante, l'impresa italiana ha una doppia tassazione, perché le principali compagnie produttrici di energia elettrica nel nostro paese sono a controllo statale. Quindi sostanzialmente le imprese pagano le tasse 2 volte, perché pagando quella corrente, quello che la pagano, producono degli utili che io ho definito più volte immorali, perché le società energetiche Eni e Enel hanno utili che sono monster, e paradossalmente tornano poi in parte a fonti internazionali, ma in parte poi anche alla fiscalità italiana. Quindi cosa voglio dire? Adesso si parlava della centrale nucleare di Marghera, noi eravamo a favore,
e quindi abbiamo sposato quest'idea di Brunetta che poteva sembrare così bizzarra. Ma perché? Perché da un lato sul nucleare in Italia siamo stati sempre molto sfortunati perché abbiamo fatto 2 referendum, uno nel 1987 dopo Chernobyl e quell'altro nel 2011 quando Berlusconi, resosi conto che avevamo perso il treno del nucleare, aveva rifatto tutta una serie di normative che consentivano di ritornare sul tema del nucleare, ma c'è stato l'incidente di Fukushima e quindi conseguentemente anche lì abbiamo avuto questa sfortuna. Perché a Marghera? Perché c'è tutto un tema di bonifiche di quelle aree che non si faranno mai, perché economicamente non saranno mai convenienti e non ci saranno mai le risorse statali per bonificare e sanare quello che è il risultato della chimica degli anni 60 e 70. E quindi qualcosa bisognerà pur fare. Oggi c'è un livello tecnologico delle centrali, tant'è vero che gli americani, che per i loro super software di intelligenza artificiale, Google, Amazon, eccetera, hanno dei cosiddetti microreattori. Quindi quella era l'idea, rendere sostenibile anche la bonifica e la rigenerazione di quell'area industriale tramite un'attività che avesse un sicuro ritorno economico. Questo era il senso di quell'operazione. E dopodiché chiudo. Per quanto riguarda l'agrivoltaico ha tutta una serie di procedure semplificate per la sua installazione, perché è un'opera strategica, perché l'energia ci serve e ci servirebbe a basso costo. È chiaro che non è che puoi mettere una centrale di una cabina alta tensione o media tensione distante chilometri in mezzo a 20-30 chilometri da un centro abitato, non è che puoi mettere in un luogo isolato, ovviamente serve anche lì una prossimità rispetto a tutte le linee elettriche principali e quindi chiaramente anche lì poi si pone il tema. Però dobbiamo guardare anche al complesso, a come vediamo il nostro paese, a come lo disegniamo e questo chiaramente comporta dei sacrifici anche rispetto a quella che è l'opinione pubblica.